Buonasera cari telespettatori, grazie per essere in nostra compagnia. Oggi sono susseguite varie dichiarazioni, varie smentite proprio su una questione che per quanto riguarda a Padova è sempre calda. Stop al nuovo ospedale. Ne parleremo con due attori di questa questione molto importanti. Ringrazio Claudio Sinigalli della Commissione Sanità Regione Veneto per aver accettato il mio invito, è sempre disponibile, quindi pubblicamente ringrazio insomma, per la fiducia e la gentilezza insomma, nei miei confronti e del gruppo editoriale TV7. E successivamente invece avremo un'altra voce in capitolo, Giorgio Palù, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova. Insomma, tanti attori di questa vicenda, e partirei subito però con ciò che sono le dichiarazioni lette proprio sui giornali. Effetto inchiesta, spending stop al nuovo ospedale di Padova. Questo è il Corriere Veneto che campeggiava questa mattina come articolo sull'online e non solo. Fermata la dichiarazione di pubblico interesse, il Dipartimento di Medicina, un errore, serviva. La Regione restaurerà il polo esistente stanziando 300 milioni che erano stati promessi appunto dal governatore Zaia per questo lifting, diciamo. Dopodiché più in là arrivano altre dichiarazioni nell'arco della giornata, quindi nella vicenda del nuovo ospedale, questa è la dichiarazione di Zaia, fondamentale sarà la riunione con la nuova amministrazione comunale all'interno del tavolo ufficiale che sarà convocato entro fine mese per vedere cosa viene fuori dall'analisi delle carte e prendere di conseguenza le decisioni sul futuro ospedale. Così il presidente del Veneto, appunto Luca Zaia, in merito al futuro del progetto per il nuovo nosocomio in relazione alla notizia riportata, dicevo, dal Corriere Veneto relativa a un presunto stop al procedimento per la dichiarazione di pubblico interesse del progetto. Dice: ho letto anch'io i giornali, è premesso, e di più non so, chiedete alla stazione appaltante. La mia opinione sul nuovo ospedale è che c'è una procedura ben codificata, avendo dato via a una commissione ufficiale all'interno del quale ogni realtà ha messo il suo tecnico di fiducia, che ci deve dire come dovrà essere e come dobbiamo fare il nuovo ospedale. Io ho proseguito, non ho mai visto il progetto depositato ed è legittimo che il sindaco di Padova, che deve definire le condizioni urbanistiche e individuare l'area, dica se la vede diversamente, capendo se manterrà l'impegno e nelle sue peculiarità esporre le proprie ragioni e dire come si farà l'ospedale all'interno del gruppo di lavoro, tanto più dopo le dichiarazioni importanti fatte in campagna elettorale sul recupero del vecchio ospedale, riguardo al quale andranno capite le condizioni di fattibilità. Successivamente, intorno alle 14, l'azienda ospedaliera, nessun blocco procedura, Polo Salute. E appunto sempre dichiarazione ripresa dall'ANSA, l'azienda ospedaliera di Padova, stazione appaltante per la realizzazione del nuovo polo della salute a Padova, ha reso che non è emerso ad oggi alcun dato che potrebbe bloccare la procedura per il nuovo ospedale. Sì, la situazione è abbastanza confusa, mi sembra di capire. Lo è sempre stata, mi viene da dire, Sì. dai primi momenti insomma dell'ipotesi di progetto. Mi sembra si stia giocando a chi resta col celino in mano per la mancata realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Padova. E quindi Zaia sta cercando di dare la responsabilità a Bitonci, il nuovo sindaco di Padova, e disattende un impegno che è arrivato fino al punto di dire esplicitamente più volte, mi ricordo l'ultima volta durante l'inaugurazione della piastra psichiatria del Sant'Antonio, nel 2014 poseremo la prima pietra del nuovo ospedale di Padova. In realtà siamo a metà del 2014 e mi sembra che le idee siano molto confuse. Io faccio solo una brevissima cronistoria. Questa giunta, il governatore Zaia, chiude la realizzazione del nuovo polo ospedaliero chiamato Patavium, quello di Galan, tanto per capirci, sì, che l'aveva progettato con una visione molto più ampia, se non vado errato era con un costo di 650 milioni, poi ereditato da... questo di Galan aveva un costo di 1 miliardo e 700 milioni, e questo ridimensionato, è vero, che costa 600 milioni, vero, quindi quello di allora stava 1 miliardo e 700 milioni, forse insomma, un ospedale da 500 posti circa costa 200 milioni, quindi ne conteneva almeno 8 di ospedali da 500 posti. Comunque ecco, questa è una cifra faraonica ma anche assurda forse
veramente enorme rispetto a qualsiasi progetto, anche se lungimirante, anche se di aspetto internazionale, europeo. Allora, Zaia chiude... È sciocco da parte mia dire, però oggi forse si sospetta i perché e per come, visto il Mose. Tu sei malizioso, lascia Lo fare a sono, te lo questi sono. ragionamenti e avere questi sospetti. Io proseguo nella ricostruzione. Prego. Zaia interrompe quel percorso, ne attiva un altro, e istituisce un gruppo di lavoro, però tiene fede all'idea di fare uno studio di fattibilità. È preferibile fare la manutenzione dell'ospedale esistente? È preferibile costruire un ospedale nuovo sul vecchio, sull'esistente? È preferibile fare uno nuovo su nuovo, in carica, e fa fare uno studio di fattibilità in carica ai responsabili, un gruppo di lavoro tecnico. Arriva la decisione con una delibera di giunta regionale, cioè ci sono degli atti che dicono chiaramente che tra le tre ipotesi, la manutenzione 174 milioni, il nuovo su vecchio 600 milioni, il nuovo su nuovo 550 milioni, è preferibile il nuovo su nuovo perché intanto risparmi 10 anni di tempo, perché manutentare il vecchio e fare un nuovo ospedale sul vecchio vuol dire 20 anni, il costo è simile, anzi un po' di più fare il nuovo su vecchio, e soprattutto non attivi un cantiere continuo all'interno di una struttura esistente dove ci sono già i pazienti, e poi cambi la prospettiva di assistenza. Cioè, adesso qual è il problema dell'ospedale attuale? È che tu hai una perdita, una passività ogni anno perché hai tanti centri di gestione, hai una modalità di lavoro che ti fa andare sempre in perdita. Ogni anno perdiamo 40-50 milioni, questa è la passività, la negatività dell'ospedale, dell'azienda ospedaliera di Padova. Nuovo su nuovo cambi la modalità di lavoro, vai per intensità di cure e di assistenza, e soprattutto ci metti meno tempo. È chiaro che ti servono i soldi per fare il nuovo su nuovo. Allora viene fuori poi, dopo un anno di questa delibera, di questa approvazione, la presentazione di un project financing da parte della famosa Finanza e Progetti SPA, per cui fa parte anche la Palladio, che è coinvolta adesso con il suo rappresentante di spicco nell'inchiesta in corso anche sul Mose, e non solo sul Mose. Però i lavori vanno avanti, si individua l'area, e anche qui c'è un ballottaggio tra diverse aree, e si dice che l'area, quella di Padova Ovest, quella di fronte, tanto per capirci, allo stadio Euganeo, è da preferire alle altre perché è più ampia, perché consente anche eventuali implementazioni. Poi si decide che la stazione appaltante sarà l'azienda ospedaliera di Padova, che inizia a esaminare il progetto presentato dalla Palladio, e adesso siamo fermi in questo punto. Però si dà la dichiarazione di pubblica utilità a questo progetto? Della zona, nel senso che è da bonificare, che ha un costo veramente eccessivo per la bonifica. Non c'è da bonificare, cioè non c'è un inquinante sotto, come è stato costruito lo stadio dall'altra parte, è una zona a rischio idraulico, devi fare delle operazioni che sistemano la parte idraulica, ma che sono già partite. Perché quando noi stanziamo 25 milioni per fare lo scolmatore Fossetta, e sono i soldi previsti anche per risanare quest'area, quindi è per risanare tutta la zona di Padova Ovest e la zona della città di Padova, per dare una compatibilità dal punto di vista del rischio idraulico. Ma questo lo stiamo già facendo indipendentemente dall'ospedale. Se dopo vogliamo caricare tutto a carico dell'ospedale, vabbè, è un altro paio di maniche. Però se non sbaglio, non c'è rischio. In tutta la zona alluvionata della pianura padana bisogna intervenire in questo. Guardate il nuovo ospedale di Schiavonia ad Este. L'hanno addirittura rialzato perché altrimenti andava sotto acqua, quindi l'hanno rialzato di 2 metri proprio per evitare allagamenti, e attorno hanno costruito una specie di fossato per fare da liberatorio delle acque. Quindi questi sono gli atti amministrativi. Adesso si vuole cambiare percorso, decisione, orientamento. Deve spiegarmi Zaia perché uno studio di fattibilità indica una cosa, perché abbiamo trovato un'area che è compatibile, perché ci sono le condizioni per fare il nuovo ospedale, e si dice no. E non può essere il Comune di Padova che cambia la programmazione regionale, perché la programmazione regionale si fa con atti, si va con la programmazione ospedaliera, con le schede che sono state approvate dopo aver approvato il nuovo piano sociosanitario. Cioè la programmazione sanitaria appartiene alla regione. Allora potrà dirti il comune: guarda, ti metto a disposizione l'area, però non metto un euro per sistemarla
dal punto di vista idraulico, oppure per la mobilità mi dai anche i soldi per sistemare la mobilità, le vie d'accesso, eccetera. Ma la programmazione sanitaria appartiene alla Regione. In questo momento, se Zaia rifiuta di portare avanti l'impegno, è veramente un grosso danno, un grave danno nei confronti della sanità padovana. Perché guardate che le altre città, Treviso, per esempio Treviso, sta per partire un project per realizzare il nuovo ospedale di Treviso. Voglio chiederti, perché sei così fortemente sostenitore del project financing, mentre Io abbiamo non capito... sono assolutamente sostenitore del project Però da financing. come parli, da come ne parli, sembra che Io in sono realtà a sostenitore volte del è nuovo fraintendibile ospedale. questa cosa. Io sono sostenitore del nuovo ospedale, ma noi abbiamo messo nel bilancio di quest'anno i 150 milioni, che adesso sono diventati 300, ma in realtà sono 50 quest'anno, 50 l'anno prossimo e 50 nel 2016, perché si possa eliminare il discorso del project. Io sono contrario, per esempio, alla presentazione di questo progetto della Palladio e lavorare su questo, perché io voglio un progetto che sia realizzato dalle strutture regionali, dall'azienda ospedaliera di Padova e che dia le risposte alla esigenza della programmazione sanitaria. Non deve essere un altro che mi fa il progetto e che mi condiziona in tutti i rapporti poi della concessione. Io voglio fare il mio progetto, decido io qual è la casa che voglio. Ho messo a disposizione 50 milioni e quelli mi sarebbero serviti, anzi ne avrei sicuramente avanzati, per fare un progetto di massima, anche un progetto definitivo, che mi consentisse poi di fare una gara per eventualmente anche scegliere soggetti che mi fanno dei prezzi migliori e mi danno anche dei contributi. In tutto ma questo... sono io che faccio la gara. Non mi affido a un esterno che mi condizionerà, come abbiamo visto a Mestre, a Treviso, esatto, in passato. a Sant'Orso, in tutto eccetera. questo sono stati sentiti i medici, gli attori principali insomma, di questa questione, perché più volte parlando di questa tematica ho sentito che c'è stata una mancanza, o almeno non si trovano le carte per quanto riguarda gli studi di necessità insomma, future e sanitarie, quindi un qualcosa su quello che potrebbe essere nel 2020 un percorso sanitario che necessiti insomma la città di Padova. Beh, ma lo studio di fattibilità parte proprio da questo, dallo studio scientifico, epidemiologico, dalle necessità, cioè qui si parla non più di una struttura che svolge attività di base come fa adesso. Queste carte ci sono, questi studi, dove guarda, sono depositate? Perché moltissime persone che questo, sono venute qua mi hanno sempre rimarcato questa cosa. Questo è lo studio di fattibilità, 1, 2, cioè ho faldoni pieni di studi di fattibilità che portano ad una determinata conclusione e dicono che hai circa, se non mi sbaglio, 13 punti di riferimento in questo momento nell'ospedale esistente di sale operatorie. No, parlavo proprio di epidemiologico. Sì, ma dopo anche dal punto di vista epidemiologico. È stato fatto come tipo di studio? Ma anche perché questo deve essere l'ospedale di eccellenza. Perché da 1500 posti si scende a 970? Perché fai l'eccellenza? Perché fai la ricerca, fai la parte clinico-ospedaliera, fai gli interventi di grande eccellenza, neurochirurgia, cardiochirurgia, trapianti, cioè tutto ciò che è eccellente a livello regionale ma anche a livello europeo. E questo è il destino dell'ospedale nuovo di Padova. Nel vecchio progetto Invece gli Galan, interventi di base li fai altrove, con la medesima qualità, però qui fai la parte di eccellenza. Allora riduci da 1500. In questo momento il 70% degli interventi dell'azienda ospedaliera sono interventi che puoi fare in qualsiasi altro ospedale. Sì, invece chiedevo, qui, nel vecchio progetto Galan, proprio poi anche per ristrutturare e rimpicciolire ciò che era la dimensione faraonica del progetto, c'era all'inizio la cittadella universitaria, quindi si parla di ricerca, dopo è sparita, almeno nel progetto. Poi come è andata a finire questa quello questione? di Galan prevedeva appunto il campus, sì, la cittadella esatto, poi con Zaia rimpicciolendo un po' la... Invece qui c'è un aumento di spesa e quindi il piano finanziario del nuovo ospedale vede un aumento di circa il 15% proprio perché è adattato anche alle necessità della ricerca, quindi che la parte didattica, la parte della ricerca e la parte della didattica, quindi i posti letto, il costo è aumentato di circa il 15% proprio per questa finalità, così come previsto nel nuovo polo ospedaliero. Però non c'è il campus vero e proprio, il college, il campus dove gli studenti alloggiano e stanno appunto in vicinanza dell'ospedale per avere un'attività continua di didattica e di sperimentazione, di ricerca, tutto di ricerca, ma soprattutto anche di accompagnamento, di specializzazione, no? Perché è anche questo che serve molto agli studenti
di medicina, studenti che poi diventeranno i medici, diventeranno i chirurghi, eccetera, eccetera. Allora io lancio... E quindi c'è questa riduzione, ma c'è il collegamento con gli altri campus che la città già ha in essere, quindi la distanza non è tale da impedire che il campus, l'università continui ad essere dov'è e ci sia un collegamento importante con la zona di Padova Ovest. Lancio un'intervista fatta tempo fa, proprio quando ancora non era sindaco della città, quindi Bitonci, e sentiamo un pochino parlare di... È chiaro, io non sono favorevole al project finance, anzi considero il project finance in sanità assolutamente sbagliato. Esatto, infatti concorda con l'attuale sindaco di Padova. Massimo Bitonci, scontro aperto sulla questione Mose. Sì, perché non si può nascondere la realtà. Quello che è successo è incredibile, è stato arrestato il sindaco di Venezia e poi molti altri componenti del Partito Democratico, e poi questa inchiesta arriva anche a Padova perché Giordano, dello studio Giordano, è di per sé il consulente del comune di Padova. Trovo abbastanza assurdo volersi nascondere dietro a questo. È colui che ha fatto tutte le consulenze e gli atti di fusione con la PS, Bus Italia prima e poi anche tutta la documentazione e tutti gli studi per quanto riguarda la fusione APS Acegas era, insomma più introdotto così come con l'amministrazione patavina, e poi presidente del collegio dell'Interporto in quota proprio Comune di Padova, oltre nel collegio sindacale della PS Acegas. Insomma, questo non si può nascondere. Poi ho ricordato anche e continuo a ricordare come il project financing sia finito con l'inchiesta che è in corso. Continuo a ripetere che noi vogliamo l'ospedale nell'attuale sede di via Giustiniani e non certamente nella nuova sede che vuole Rossi Zanonato vicino allo stadio con il project financing. Il project financing è un tipo di finanziamento che, come abbiamo visto con questa inchiesta, può portare anche dell'illecito, e quindi diciamo no al project financing, no al nuovo ospedale nella sede dello stadio, ma sì invece alla ristrutturazione con i 150 milioni messi a disposizione dalla Regione Veneto. Lancio la pubblicità e dopo commentiamo queste dichiarazioni comunque molto forti da parte dell'attuale sindaco. Quindi restate in nostra compagnia. A tra poco.